popolo. Siamo in onda, ancora il buongiorno. Sammy Varin, potere al popolo, il riassunto di ciò che è avvenuto negli ultimi giorni? Sì, ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. E certamente sto parlando dell'autonomia. Che cosa sta accadendo? Dopo la decisione della consulta, ieri bagarre in aula. La sinistra e i 5 Stelle chiedono di sospendere il processo di autonomia. Ci relaziona in pochi minuti l'onorevole Alberto Stefani della Lega. Ciao Alberto! Sì, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ieri abbiamo assistito a questa bagarre davvero fuori dal tempo, visto che la riforma dell'autonomia è un percorso che abbiamo tracciato insieme, tra l'altro nel solco della Costituzione, una riforma, quella costituzionale, che è stata voluta dal governo di centrosinistra nel 2001, quando appunto al governo c'era il centrosinistra. Noi abbiamo semplicemente attuato l'articolo 116,3 che derivava proprio da quella riforma lì. Ci fa specie che oggi il centro-sinistra offenda la propria storia politica e contrasti apertamente una riforma come quella dell'autonomia, che invece porta efficienza, buon governo e avvicinamento dei livelli di governo. Ancora di più perché il centro-sinistra vorrebbe addirittura che non si discutesse più delle materie extra LEP, insomma affossarla completamente la riforma, mentre la Corte non ha certo chiesto questo. Assolutamente no, tra l'altro ieri nel mio intervento in aula, nella fase di votazione poi della mozione, ho più volte letto il dispositivo, anche se finora si tratta semplicemente di un comunicato stampa della Corte Costituzionale, che ha affermato proprio il fatto che ritiene non fondata la questione di costituzionalità che è stata sollevata dalle famose 5 regioni contro l'autonomia. I correttivi che ci ha segnalato sono tra l'altro già stati presi in considerazione prima ancora dell'emissione di questo comunicato stampa. Faremo quello che dovremo fare, ma la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionale, quindi conforme alla Costituzione, il nostro percorso di autonomia. D'altronde non ne avevamo alcun dubbio, visto che stiamo attuando l'articolo 116,3, visto che altri governi avevano provato a solcare questo sentiero. Oggi noi abbiamo deciso di renderlo realtà con una riforma che cambierà sicuramente il corso della storia del nostro paese e che garantirà una maggiore efficienza di diversi livelli di governo. E quindi avanti e buon lavoro a Alberto Stefani, deputato della Lega. Alla prossima Alberto. Grazie a voi e buona giornata. Grazie. Qui Parlamento. Never thought I'd be so caught up by someone who doesn't care at all.
E cavolo, che pezzone, ragazzi miei, ci ha fatto ballare, ma questo devo metterlo alle 8 del mattino, cercare di svegliarvi un po' di più. Bella idea, quella di Lucrezia, farsi produrre da Mea. Cercate su YouTube, cercate su internet questo artista Mea con il pezzo I'm Over You. Trovate tutto quanto sugli store digitali o su YouTube. I'm Over You di Mea featuring Lucrezia. 10 minuti dopo le 11, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, ma soprattutto, e sono qui ancora a dirvi grazie, potere ai vostri WhatsApp, e adesso ve li leggo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Certo, non so se lo sapete, ma io sono in onda anche dalle 7.30 alle 9.30 e durante la rassegna stampa vi leggo i titoli dei maggiori quotidiani, dei migliori e dei peggiori quotidiani oggi in edicola. Beh, tra un titolo e l'altro, guarda un po', arrivano decine e decine di messaggi da parte vostra per commentare l'attualità. Il numero è 340-6709-659. Io riesco a leggervene parecchi durante la rassegna stampa, ma quelli che non arrivo a leggere ve li sparo un po' più avanti tra le 11 e mezzogiorno. Poi ricordo a chi non può ascoltare tutta la mattina perché guarda caso ha qualcosa di più da fare, che la sera dalle 20 alle 21 c'è una replica in cui inseriamo il meglio e il peggio della rassegna stampa e naturalmente anche i vari focus. Oggi non c'è il focus Emilia Romagna, potete immaginare il motivo, ci si sta riorganizzando in Emilia Romagna dopo la batosta. Rispetto a un po' di anni fa, ragazzi, c'erano tanti consiglieri regionali della Lega. Come andrà quest'anno ve lo sapremo dire, ma alle 11:30 avremo invece il focus con Regione Lombardia e avremo la consigliera regionale della Lega Alessandra Cappellari. Proprio con lei parleremo di una questione importante e spinosa, il fine vita. Ieri in Consiglio regionale si è votata una pregiudiziale che punta ad affermare la disciplina statale su questa materia. Staremo a vedere cosa succede. Chiaramente ora bisogna chiamare il Parlamento italiano a lavorare su questo fronte. Mi dicono di ricordare, lo faccio molto volentieri, che oggi c'è anche il Magna Magna. Certo, è tutto un Magna Magna. Dovrebbe essere una rubrichetta di cucina, poi in realtà l'abbiamo stiracchiata a parlare anche di un Magna Magna di eventi, di appuntamenti da non scordare, mangerecci of course. Oggi però ulteriormente la stiracchieremo perché intervisteremo anche, a proposito di idee per il Natale, uno stilista, il famosissimo stilista re delle paillette, Tony Buba, conosciutissimo nel mondo dello spettacolo e di un certo spettacolo, quando devi fare proprio spettacolo con il look. Tony Buba intorno alle 12:15, se lo becchiamo perché è ancora impegnatissimo, all'interno di È tutto un Magna Magna. Oltre che parlare della sagra del fagiolo di Controne in provincia di Salerno, che io non la conoscevo, ma se andate su Facebook, ragazzi, tutti che parlano della sagra del fagiolo di Controne, per cui Sammy Varin sei veramente, oltre a essere leghista, sei pure ignorante. Intanto però WhatsApp, certo, tantissimi ne sono arrivati, ve li sto per leggere, vado? No, non vado, prima c'ho 2 o 3 appuntamenti targati Lega da ricordarvi, signori, perché cominciano le cene di Natale e facciamo o non facciamo squadra con la Lega, con il Nord e non soltanto. La cena di Natale del 29 novembre a Bresso, nell'Interland di Milano, presso il ristorante L'Incontro di Piazza Italia 8 a Bresso, con 25 euro una mangiata, stavo per dire da lupi, ma da Morelli, ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. C'è futuro per la sanità in Val Tiberina. Qui invece siamo in Toscana, San Sepolcro, Arezzo, al Borgo Palace Hotel. L'appuntamento per parlare dell'importantissimo argomento della sanità
Tra le conclusioni ci sarà anche a parlarne Marco Casucci, consigliere regionale della Lega in Toscana. Appuntamento per sabato 23 novembre alle ore 10:30. Si parla di sanità in Val Tiberina a San Sepolcro, Arezzo, presso il Borgo Palace Hotel. Domenica 1 dicembre, cavolo, chi ci segue dalla provincia di Varese, ce n'è solo uno di appuntamento, bello tosto a Gallarate, cena di Natale provinciale della Lega di Varese, domenica 1 dicembre, ore 20, menù natalizio a 35 euro presso il ristorante I Fontanili, via Sisi 103, Gallarate. Saranno presenti Giorgetti, Fontana, Zofili, Romeo, Tovaglieri, Candiani, Cantù, Monti e naturalmente il sindaco di Gallarate Cassani. Se siete dei nostri, domenica 1 dicembre a cena al ristorante I Fontanili di Gallarate, chiaramente contattate la sezione della Lega più vicina a voi in zona Varese. Altro evento da non scordare per questo sabato 23 novembre, chi ci segue dal Piemonte, l'Isondria Fest, il capogruppo della Lega ce lo ha segnalato, siamo stati i primi a lanciarlo. Questo sabato 23 novembre la cena tradizionale piemontese alle 20:30 a San Michele in provincia di Alessandria presso il Circolo Acli di via Remotti 43. Non vi leggo il menù, ma vi posso assicurare che con sole 25 euro ci sono 1, 2, 3, 4, 5 antipasti, il primo, il secondo, il dolce, acqua e vino compreso. Non aggiungo altro. Venerdì 13 dicembre si mangia anche ad Arezzo, presso Hotel Il Gentiluomo, cena di Natale con gli esponenti politici della Lega. Venerdì 13 dicembre, ore 20, Hotel Il Gentiluomo, in quel di Arezzo. Oh ragazzi, mi raccomando, se nella vostra zona ci sono appuntamenti targati Lega, targati centrodestra, roba buona, mangereccia e non soltanto, per portare avanti una certa buona politica, whatsappatemeli 340 6709 659, come questo di Torino. Domenica 15 dicembre a Settimo Torinese si festeggia il Natale con la Lega Provinciale di Torino. Pranzo di Natale domenica 15 dicembre ore 13, Settimo Torinese, Seven Village, strada della Cebrosa. Con noi sindaci, assessori, consiglieri comunali e circoscrizionali della provincia. Fatevi avanti se volete fare squadra con la Lega della provincia di Torino. E adesso vai con i WhatsApp, vediamo. L'ultimissimo WhatsApp arrivato faceva i complimenti ad Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato che abbiamo avuto ospite nell'Italia da fare, dalle 9 alle 9:30, che riascolterete in replica questa sera alle ore 21, che ha fatto una bellissima dichiarazione d'amore a Milano e al nord, anzi al nord. E io non lo so se riusciamo a fare agenzia, ragazzi, poi lo troverete sul sito radiolibertà.net, perché la dichiarazione d'amore era così bella che sono riuscito a strappargli la possibilità che lui sia a disposizione per... non lo ha detto, ma il giro di parole era chiaro, per fare il sindaco di Milano, ragazzi. La Lega non ha ancora tirato fuori un nome, mentre Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno tirato fuori la Moratti, Lupi, e noi ancora niente. Non si sa, chiaramente Morelli è un nome, è come un nome, ma soprattutto una persona che conosce bene Milano e i problemi dei milanesi, che da Milano ha dovuto scappare perché non si riusciva più a vivere. Bravissimo Alessandro Morelli, l'Italia da rifare, perché la sinistra tutta e la magistratura l'hanno distrutta. Ancora, Sammy Matteo è stato vicino alle proteste degli agricoltori italiani, specialmente quei traditori emiliano-romagnoli che hanno rivotato per quelle sinistre nemiche in patria.
ce l'ha anche con Fratoianni e compagni di merende, con quella fanatica svizzera del PD, che cosa ha portato? Solo del caos dentro quel covo di serpi nel Parlamento italiano, e questo si riferiva alla bagarre di ieri sull'autonomia. Beh, certo, questi sono galvanizzati, che hanno vinto in Emilia Romagna, addirittura in Umbria per un pelo, e adesso la gioiosa macchina da guerra sembra che riprenda forma, e invece non è certamente così, perché giustamente, come hanno detto i commentatori, quelli veri, può capitare di perdere. Quelle zone erano comunque zone di sinistra, non è così semplice lavorare bene in 5 anni, il caso dell'Umbria. E poi sul fronte sanità i problemi non sono in Umbria, sono in tutta Italia, ma il PD è riuscito a convincere i propri ex elettori che la colpa era della Lega se la sanità non andava bene in Umbria. Pensa un po' al lavaggio di cervello che gli hanno fatto, si sono appostati fuori dall'ospedale, signori. Tacciamo, se no mi ricrescono i capelli dalla rabbia. C'è un WhatsApp da 3 minuti e 45, questo ci canta una canzone. Sentiamone qualche secondo sul cursore, prova un po'. Buongiorno, ho Buongiorno. ascoltato prima uno del Veneto che diceva che Salvini è ormai un cavallo perdente, eccetera, eccetera. Allora io dico questo: Salvini avrà fatto promesse, d'accordo, che poi non riesce per via di questo grande buco del super bonus, che però ha detto la legislazione non è ancora terminata, quindi devono ancora passare altri 3 anni. Ma il discorso è questo, che come mai la Meloni ha fatto una miriade di promesse e nessuno le rimprovera nulla. Allora, poi via altre cose. Salvini il difetto che ha, che è molto, ha troppa fiducia nel prossimo ed ha troppa fiducia nel prossimo, ed è un po' ingenuo, però è molto onesto. Quindi, non essendo attaccabile su questo, cosa succede? Che lo cercano di snervarlo, di attaccarlo, non solo come ho sempre detto, dalle opposizioni, perché le opposizioni fanno il loro lavoro, ma proprio dai, tra virgolette, alleati, che alleati non sono. In effetti vediamo Tajani che cercava di rallentare, poi ho parlato anch'io con quelli di Forza Italia, che salva casa si mettevano a ridere del codice della codice della strada, che ha cercato di rallentare in tutti i modi Tajani con i monopattini, eccetera, e via così. Per non parlare dell'autonomia, perché siamo lì il punto. Il punto è che devono colpire Salvini per colpire la Lega, per l'autonomia. L'autonomia brucia a tutti, alleati compresi, ma più che altro a loro. Io dico solo questo, ma questo è già da 40 anni. Chi è un leghista non è come gli altri, alleati compresi, che arrivi e ti siedi sulla poltrona. Un leghista è ricevere dei sputi, dei schiaffi, di tutto e di più. Non è, è una missione essere un leghista, questo mettiamocelo bene in testa. E Salvini ha le spalle molto larghe, che riesce a ricevere tutto quanto questo. Però poi Salvini è stato già più furbo adesso ultimamente, che cerca già di delegare, anche in televisione vanno anche altri, eccetera. Ieri ho visto un Molinari molto deciso, molto chiaro, eccetera. Il fatto della perdita in Umbria, quello chissà come hanno tramato sotto. Io dico in ultima cosa questa: nel Veneto, se non vogliono mettere uno della Lega nel Veneto, Zaia si deve fare una sua Lista. Zaia, cioè lista Zaia e la Lega, e basta. Così non vinceranno, ma non vincono neanche gli altri. Così ben vi sta, se non vogliono mettere uno della Lega. Questo è quanto le posso dire.
perché è Grazie. troppo comodo, come quella che adesso è andata in Umbria, si trova tutto bello che fatto. È la Grazie, stessa grazie, cosa, per me grazie. bene, no. Quella che ha cantato Bella Ciao contro i fascisti è proprio morigerata, direi. No, ti ho lasciato parlare perché hai fatto un bel sermone. Leghista è una missione, Tajani in monopattino. Guarda che passa Tajani in monopattino. È vero, comunque, all'interno del centrodestra. Poi tutto questo viene ingigantito anche dai quotidiani. Oggi su Repubblica, sul Corriere, secondo loro siamo qui tutti ad azzuffarci. Non è così, però certo c'è una certa rivalità, ognuno ha le proprie cosettine da portare avanti, e siccome loro di cosettine non ne hanno poi di così tante importanti come l'autonomia, è chiaro che l'autonomia è la cosa assolutamente più ambita, sì, da distruggere, visto che è un qualcosa che porta avanti la Lega da sempre. Un saluto da Luca Roggeri e dal bar caffetteria da Luca di Foresto Sparso Bergamo. Se siete leghisti non potete non passare da lì. Foresto Sparso Bergamo, sulla statale, il bar caffetteria da Luca. E porco cane. Paragone in quota Lega, candidato a sindaco di Milano. Anche questo è un nome che mi state facendo parecchio, anche perché Paragone è quasi sempre in televisione, fa anche rima, deve avere un bel contrattino pluriennale da quando non è più nel Movimento 5 Stelle, è libero, è un giornalista, effettivamente ha comunque un certo potere di chiarezza. Non so certamente quanto sia leghista, anche se in questi mesi la Lega la sta difendendo a spron battuto. WhatsApp al 340-6709-659. Per favore, Namorati no, non si riesce proprio a tirar fuori qualcosa di nuovo, è vero. E poi ancora, mi sembra di capire che gli scontenti di un partito, anziché cambiare partito, non vanno a votare. Sbaglio? Anche questa è una bella meditazione, vero? Grazie Europa, Germania, svelato il ricatto all'Italia, via libera a Unicredit Commerzbank. E ancora, per assurdo, la Lega ha espresso il massimo potenziale nel breve periodo che ha governato con i 5 Stelle, dopo iniziato un declino su un piano inclinato. Altra meditazione interessante. Elio, per me deve prendere posizioni su tante cose, la Fornero, gli immigrati, Europa, i suoi diktat. La Lega si è seduta sullo scranno a Roma e non va più nei territori, ormai è diventato un partito come gli altri. E caro Elio, ti invito a riascoltare la trasmissione che ha fatto prima Alessandro Morelli con me, Italia da fare, ritornerà in onda questa sera alle ore 21, ma forse anche prima, perché è stata molto 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 seguita, e a riascoltare la bellissima dichiarazione d'amore che ha fatto Morelli a Milano e al nord. Di cose ne stanno facendo tantissime, che chiaramente vengono zittite. E bravi, la campagna con il terzo mandato confermerà De Luca, il Veneto con Forza Italia perderà. Capolavoro nei secoli. No, Silvio, non dirmelo neanche per scherzare, anche se oggi, lo ricordiamo, c'è Repubblica che gufa, che porta una sfiga, ragazzi miei. Oggi Repubblica, veramente, se volete male a qualcuno, comprate Repubblica e metteteglielo sullo zerbino. Domani non ci sarà più. Mi pare, scherzo, ma no, dai, no, ma mi sembro il tipo. Antonia da Udine, come stai? Mi pare che negli ultimi anni la Lega non abbia saputo scegliere i candidati adatti al territorio. Forse dovrebbe esserci un organismo in seno al partito che tenesse monitorate le risorse umane in ogni regione, provincia o comune, perché non ci si può affidare solo al giudizio del referente regionale. A Udine l'ex sindaco leghista incapace ha fatto perdere la città. Ex sindaco, appunto. La solita musica, l'unico colpevole Salvini, la Lega. Vero Antonio, vero. Siamo tornati a Don Peppone. Buongiorno, i rossi votano solo per i loro interessi, hanno le mani in pasta dappertutto. Oppure sono obbligati, perché avendo intorno a loro soltanto queste cooperative, cos'altro possono fare?
E in Umbria non è durata la situazione? Tu dici per 5 anni questi non hanno lavorato perché c'era sul centrodestra? Non ci credo proprio. Buongiorno, possibile che l'unico della coalizione del centrodestra, Salvini, sia l'unico a essere colpito così aspramente? Però io guarderei Tajani perché è l'unico che batte contro il nostro Salvini. Cosa deve fare per essere capito e apprezzato? Salvini, tieni duro che sei troppo onesto per questa politica. E questa è un'altra battuta proprio da agenzia. Chi non ha votato di destra o ha paura di ritorsioni o è un coglione, o si può dire oggi coglione, ma scusa, l'ha detto Bersani al generale Vannacci. Rampini a Radio Libertà, scorrettissimo, ma non era Rampini, o forse sì. Il signore di Napoli è chiaramente di sinistra, io non lo farei parlare, no, tranquilla, noi facciamo parlare assolutamente tutti, il bello è proprio farvi parlare, perché poi alziamo anche il volume dello scontro. C'è un messaggio WhatsApp arrivato alle 10 di questa mattina, sentiamo l'audio. Buongiorno Buongiorno. Cambi, buongiorno Per Cambi, Gainarca. certo. Carlo Cambi, lei sta parlando come un uomo libero, pensante per il bene comune. I partiti, tutti, fanno le cose per il loro interesse particolare e gli italiani, purtroppo, nella stragrande maggioranza, questa cosa non riescono a capirla, perché tutti vogliono fare il loro interesse particolare, per piccolo che sia. Grazie, Mauro da Iseo. Grande! Beh, sono tantissimi WhatsApp arrivati anche per la trasmissione di Giulio Cainarca, che sarà replicata questa sera. Chi si perde la mattina, ricordate, la sera dopo le 20 ci sono le repliche delle migliori o peggiori trasmissioni, nel mio caso, in onda su Radio Libertà. C'è la canzone indipendente, poi Acerbis, poi ancora due chiacchiere e naturalmente arriva il Focus Lombardia.
Mamma mia, che bello ritrovare il bel canto con influenze anche anni un po' 70-80. Non so perché qui mi ricordava Ciro Sebastianelli. Beh, sei pazzo, Sammy Varin. Laura, la canzone storica, sconosciutissima di Ciro Sebastianelli. Però la cultura poi è quella, signori. Lui è Valentino Prato, il cantautore che incanta da Secondigliano in provincia di Napoli. Lui è arrangiatore, musicista, autore, e questa è la sua nuovissima canzone che si intitola Stare insieme a te. Valentino Prato è anche un nuovo amico di Radio Libertà, si fa per dire, perché si rinnova ogni volta che esce una sua bella canzone. Io sono il primo ogni volta che gliela trasmette, e lui ci ha fatto un saluto solo per voi. Sentilo. Un grande saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà da Valentino Prato. Vi presenterò il nuovo singolo Stare insieme a te, una canzone che parla d'amore, una canzone che parla veramente con tutto il cuore di quelle storie di una volta, in quelle storie dei film in bianco e nero. Quindi in mezzo a tanto caos oggi è molto bello sentire ancora parlare d'amore in questo modo. Quindi è tutto ad ascoltare su Radio Libertà. Vi ringrazio, un abbraccio a tutti, a Sammy Varin, a tutti coloro che ascoltano Radio Libertà e a tutti coloro che lavorano a Radio Libertà. Un abbraccio forte da Valentino Prato. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Capite il mio entusiasmo di questo momento? Siamo in piena raccolta delle olive, ma avete chiamato in tantissimi per quanto riguarda le confezioni di Natale. Vi ricordo il sito olioacerbis.com, se volete vederle potete ordinare anche da lì, oppure chiamate 030 68 40 408. Le nostre confezioni sono uniche, non si ripetono, non si trovano nei negozi. Chiaramente la base è sempre il nostro olio extravergine di oliva, poi tantissime altre cose, ma tutto che non si trova in giro, quindi regalate qualcosa di prestigioso. Ma ci tengo a dirvi che all'interno c'è sempre la poesia, una bellissima poesia in pergamene, insomma una cosa fatta veramente bene. Andate a vedere il sito olioacerbis.com o chiamatelo 030 68 40 408 per un regalo bello, intelligente, si faccia ricordare genuino. Chiamate adesso, dite ascolto Radio Libertà. E ditegli alla Acerbis che lo saluto tanto. Acerbis è uno storico, è sponsor di Radio Libertà, amico di noi tutti e di voi tutti. Insieme all'Ernestino Roveda, il vino del contadino, sono stati clienti proprio dai tempi di Radio Padania Libera. Bella idea regalare olio Acerbis e questi cofanetti con dentro un po' di tutto per Natale. Ribadisco e discoriba, se chiamate Acerbis me lo salutate caramente. Intanto siamo alle 11:37, stiamo cercando di collegarci con il Focus Lombardia, Alessandra Cappellari, vediamo se la troviamo libero. Intanto Luciana da Muggiò, che se ne intende più di me di musica, la voce di Valentino mi ha fatto ricordare Gianni Bella, molto piacevole. È vero? Prometto che lo passo di nuovo. È uscito proprio oggi questo pezzo, nuovissimo. Stare insieme a te, Valentino Prato. È quella cultura di musica italiana che purtroppo non esiste più. Io spero che in questo Sanremo il bravissimo Conti faccia una miscellanea, oltre del Sanremo giovane, che ci vuole, perché comunque i giovani hanno una voglia diversa dalla nostra di partecipare, il televoto, eccetera, sperando naturalmente che non vinca ancora il napoletano che incita a tirare fuori le armi, a sparare a Napoli, magari non è il caso. Giovani sì, ma anche la bella musica italiana, perché quelli che comprano i dischi e siamo noi
siamo noi, non ventenni, compriamo ancora il CD e se c'è il vinile ti compriamo anche il disco. Speriamo che Conti si dia una svegliata, ma sono sicuro di sì. Un fracco di WhatsApp, sempre grazie naturalmente. Alessandro da Genova: non voglio difendere Salvini che certo fa troppe promesse, ma possibile che gli elettori della Lega vogliono tutto e subito, si deludono e smettono di votare, gli altri andrebbero a votare in sedia a rotelle e noi diciamo sono tutti uguali, non voto più. Prima di Matteo andavano così bene. Con questo non voglio dire che non bisogna ripuntare su territorio e piccoli imprenditori, ma invece di mettere in discussione il leader cerchiamo di aggiustare la rotta. Un caro saluto da Alessandro da Genova. Ma è vero, ma ci mancherebbe. Poi ripeto, questa radio è da sempre un pensatoio della Lega e del centrodestra e giustamente è bello anche che ognuno dica la propria, capire dove si deve andare come Lega e, ripeto, l'interesse per il territorio e soprattutto per il nord che sta tornando alla grande. Ascoltate me. Chiaramente anche per interesse, lo dico col cuore in mano, da leghista celodurista tessera RIA del 1987, l'anno prossimo si vota in Veneto, si vota anche in Val d'Aosta, si vota in zone, insomma, importantine anche in Toscana. E solo per quello, signori, una battagliettina in più io ce la faccio. Stefano, buongiorno a tutti. Segnalo che se si mette in discussione Matteo Salvini, o signor, voterò Giorgia Meloni. Onore a oltranza a Matteo Salvini. Non farci scherzi, Stefano. Io voto Paragone. Oltre che bravo, onesto, chiaro, mi ricorda Rizzo e anche te, Sammy. No. Però Paragone, sì, l'ho detto, io lo ricordo come un caro amico, anche perché ha lavorato al quotidiano La Padania, signori, lo conoscevamo molto molto bene. Poi sì, è sparito, un pochino ha tradito, ma si dice sempre così, d'altronde anche Poletti, altro direttore di Radio Padania un po' di annetti fa, non diciamo che ha tradito, ma ci mancherebbe, ha fatto un girettino variegato. Adesso conduce il weekend su Rete 4 e piace tantissimo anche al sottoscritto, perché comunque tira l'acqua al nostro mulino, con di fianco una persona, una signora, una ragazza che partecipa dal punto di vista della sinistra e quindi vorrebbe tirare l'acqua da quella parte, ma non ce la fa perché Poletti è un po' troppo imponente sotto quel punto di vista. Però godibilissima la sua trasmissione. Ancora WhatsApp 340 6709 659, se volete che ve lo legga al volo speditelo immediatamente. Io sto tornando indietro nel tempo per vedere se ne abbiamo lasciati indietro un po' questa mattina e avete capito che non riusciamo a trovare Alessandra Cappellari. Vediamo naturalmente fino all'ultimo se riusciamo a trovarla. Mi dicono di salutare Alessia. Mi puoi salutare la bellissima Alessia? Qui facciamo anche le dediche, ragazzi. Bene. Cucchi, buongiorno Cucchi, e salutiamo la bellissima Alessia, che non so chi sia, però insomma. Morelli, lo voglio a Roma perché è importante il suo grande impegno. I milanesi, se vogliono i moderati come l'insignificante Lupi e similari, se li tengano. Morelli e Sciupato per Milano. Te capì? E questo invece lo vuole. Chiara dice: oh, buongiorno senatore Morelli, perché non candidare il senatore Morelli come prossimo sindaco di Milano? Buona giornata a entrambi. Grazie dolcissima Chiara. Buongiorno a Ermanno, che invece, certo, siamo tutti traditori perché siamo andati a Roma. È vero, un tempo si diceva così, lo vedevi, il leghista che andava a Roma appena poi ti viene l'accento romanesco, non andava mica bene. Si facevano proprio degli esercizi quando eri a Roma per cercare di parlare il dialetto lombardo. Assolutamente sì. In merito alla qualità di vita che ha messo Milano al primo posto,
Impossibile. Voti comprati. Da milanese di nascita e residente credo che questo primo posto sia voluto per creare una narrazione di successo in favore di Sala, perché tra un anno si torna a votare per il comune, dunque farà comodo certificare il successo di Milano con l'ammirazione verso Sala. Impariamo a leggere tra le righe e poi non è possibile che una grande città abbia e garantisca una qualità di vita superiore a città minori e ben strutturate. Mio parere, assolutamente ben venga, assolutamente sì. Ma a parte che è fisiologico, non si può mica vincere, il tasto sanità per l'Umbria è più forte di quello ideologico per l'Emilia Romagna. Per me la destra dovrebbe concentrarsi su politiche più orientate a catturare il centro. Meloni l'ha capito, ma si ritrova con un personale partitico inadeguato a seguirla, anche causa improvviso exploit. Forza Italia riuscirebbe a intercettarlo, ma da partito azienda familiare che è piuttosto liquido nei rapporti col centro-sinistra è abbastanza inaffidabile. La Lega ha il grande pro di un personale politico che si è ben formato nelle amministrazioni locali del nord e poi non è affatto facile, dal momento che la sinistra ha avuto il tempo di permeare di sé tutti i gangli, non solo dello Stato apparato, ma anche della collettività. Vedi sindacati, proteste di piazza che si svegliano a singhiozzo solo quando c'è al governo la destra, quando anche facesse le stesse politiche della sinistra. Altra bella meditazione, fagli i complimenti a Franco Simone, interpretazione stupenda di questa canzone Perdere l'amore, molto meglio che Ranieri. Bravissimo questo cantante, era appunto Franco Simone, ci scrive Olivia da Olgiate, l'abbiamo mandato alle 8:30 questa mattina, Perdere l'amore. E attenzione Olivia, in dicembre ti manderò il bellissimo Pater Noster che ha fatto Franco Simone, ha messo in musica il Padre Nostro in latino. In latino, una cosa secondo me eccelsa. Siamo all'11:45. Sai cosa ti chiedo, Francesco? Mandiamo un attimo uno stacco, magari di quelli di Cainarca che ci ha preparato bellissimi, fuori di testa completamente, e cerchiamo di vedere se riusciamo a beccare la nostra consigliera regionale Alessandra Cappellari per il Focus Lombardia. Ci fermiamo qualche minuto, torno tra poco. E quali saranno le conseguenze della visione sevenaria della politica estera Africa di Donald Trump? Lo abbiamo chiesto al famoso giornalista americo-italiano. Guarda, ti rispondo con una citazione di un film che negli anni 70 ebbe subito un immediato successo tra di noi americani. Blinda la supercazzola prematurata con lo scappellamento a sinistra in senso anafestico. O Kamayala, tu mi tradisci, tu dici vinco e invece sparisci. Signori, no, fa ridere giustamente, ma ogni tanto ci vuole qualche stacco un po' più leggero. 11:47 minuti, Radio Libertà. Un saluto a quelli che si sono appena sintonizzati. Buongiorno. La voce è quella di Sammy Varin, certamente. Siamo in diretta in tutta Italia sul canale 252 del televisore, ma buongiorno ai tantissimi amici che ci stanno scoprendo in auto. C'è un passaparola potentissimo in queste settimane e ringrazio soprattutto i leghisti celoduristi che segnalano che c'è Sammy Varin a fare una rassegna stampa. Normalmente, sai, può capitare quella volta, ma in questo periodo la sto facendo proprio tutti i giorni. Uno dice, ma allora è convinto. Dalle 7:30 alle 9:30 una rassegna stampa completamente diversa dal normale, che però vi tiene un po' più svegli e magari un po' più fuori di testa, per cercare di attirare l'attenzione anche da chi la politica proprio non gliene frega assolutamente niente. Però ragazzi, la politica ormai è penetrata dappertutto e c'è anche una
buona politica. Per cui grazie a voi che avete scelto poi Radio Libertà, perché è una radio che tiene tanta compagnia, parla, un po' come Radio Maria, però non preghiamo quasi mai gli ascoltatori di chiamarci, ci chiamano alla grande ugualmente. A questo proposito ricordo ancora una volta il 340 6709 659, che è il numero riservato proprio a chi vuole entrare in diretta attraverso un messaggino WhatsApp, anche audio, anche addirittura video. Ma a proposito di fare due chiacchiere, per il Focus Lombardia è con noi la consigliera regionale della Lega, Alessandra Cappellari. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È un piacerone risentirti, Alessandra, veramente, anche perché grazie, si parla di territorio, ma c'è una notizia molto importante che riguarda proprio Regione Lombardia. Ieri in Consiglio regionale si è votata una pregiudiziale che punta ad affermare la disciplina statale riguardo la materia del suicidio medicalmente assistito. Quindi libertà di coscienza e autonomia no, quella della buona morte sì. Questi sono messaggi proprio che mi sono arrivati pochi minuti fa. Autonomia no, quella della buona morte sì, è questo che vorrebbe una certa parte politica. Ma ti lascio raccontare, Alessandra, cosa è successo ieri in Consiglio regionale qui in Lombardia. Ma in realtà che cosa succede da qualche mese a questa parte in Regione Lombardia? Perché appunto da qualche mese la Commissione Seconda, unitamente alla Commissione Terza, quindi la Commissione Sanità e la Commissione Affari Istituzionali, hanno al vaglio un progetto di legge di iniziativa popolare che ha ad oggetto le procedure e i tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito e praticamente le opposizioni vorrebbero una legge regionale su un tema che a nostro avviso, ma dopo tantissime audizioni di professori e persone alquanto competente di una levatura veramente insomma, importante, abbiamo appurato appunto essere un tema assolutamente non di competenza regionale. E quindi sì, appunto, di fatto, no, i nostri colleghi di opposizione sono sempre pronti, no? Lo vediamo ogni giorno ormai da quando l'autonomia qualche mese fa è stata approvata, vediamo che sono sempre pronti a contrastare e a proporre ricorsi a qualsiasi forma, no, di devoluzione di competenze alle regioni, ma chissà perché in questo caso vogliono un federalismo particolare, non solo in base alla convenienza loro politica, no? Ma anche in barba alla Costituzione. E durante proprio le nostre audizioni è stato chiamato federalismo delle scelte ultime, no? Perché appunto vorrebbero legiferare in questa materia. Ieri è stato affrontato il tema, che è un tema, io lo voglio ribadire proprio pubblicamente, non solo di una straordinaria importanza, ma soprattutto di straordinaria delicatezza, perché è un tema che va a toccare nel profondo i valori di ciascuno di noi, no? E di tutta la nostra società, e che riguarda ovviamente sensibilità che ognuno di noi ha potuto poi crearsi da esperienze purtroppo personali passate, no? E quindi diciamo che oggi non possiamo avere una opinione indistinta, perché ovviamente, così come però non possiamo nemmeno pensare per esempio di avere una legge morale assoluta, no? in questo tema. È chiaro però che durante la discussione io stessa sono intervenuta a nome del gruppo Lega, specificando che anche all'interno del gruppo Lega, dove sappiamo che il nostro segretario ha lasciato e lascia sempre sui temi etici a libertà di coscienza, all'interno, dicevo, del gruppo Lega, l'ho anche detto, ci sono moltissimi distinguo personali su questo tema e posizioni di coscienza addirittura opposte. Però qui va ribadito che nessuno ha affrontato il tema etico, ma il tema giuridico, e dalle nostre audizioni, che sono state, ripeto, veramente tantissime, è emerso chiaramente come non sia competenza della regione nostra, ma anche delle altre, legiferare su questo tema.
Basti, non so, per esempio citare il professor Nicolò Zanon, no, giudice emerito della Corte Costituzionale, membro della Corte nel periodo proprio in cui fu emanata la sentenza stessa, il quale durante le nostre audizioni insomma ha precisato come la sentenza non avesse come soggetto la persona malata, ma chi eventualmente assiste la persona stessa nel suicidio, no? E quindi serve necessariamente un intervento normativo per l'ambito dei diritti personali che sappiamo bene non possono sorgere in seguito a una sentenza, ma sorgono soltanto in base ad una legge. Chiaro. Detto questo, durante le audizioni, anche questo ritengo sia una cosa importante da sottolineare, la nostra DG Welfare ha esposto casi che sono pervenuti all'attenzione della DG Welfare stessa e ci è stato spiegato il percorso che è stato seguito e ci è stato sottolineato come Regione Lombardia stia facendo e applicando tutto ciò che il quadro normativo permette di applicare, e ha fatto tutto quanto nelle proprie competenze, cioè individuare le ASST, il parere del comitato etico. Quindi quando il paziente si rivolge facendo questa istanza, riceve da Regione tutto quello che è il percorso da seguire, no? Però la Regione non va al di là di questo, di questa che è una valutazione medica. Per cui quello che accade dopo questa valutazione, no, non rientra più nel potere di Regione Lombardia. E ricordiamoci che queste valutazioni mediche sono assolutamente importanti per i pazienti ed è stato anche precisato come tanti, no, poi alla fine cambino il loro percorso, anche perché durante questo percorso richiesto, diciamo così, vengono magari a conoscenza di ipotesi di cure palliative o di assistenza sanitaria di cui spesso non sono neppure a conoscenza. Per cui insomma, dopodiché durante l'intervento è stato auspicato anche da parte del gruppo Lega un intervento a livello parlamentare, perché è chiaro che siamo tutti consci e consapevoli del fatto che una parte della materia sia assolutamente disciplinata. Ricordiamoci la legge sulla DAT, la dichiarazione anticipata di trattamento, cioè quella in base alla quale una persona può decidere ciò che vuole che succeda nel caso in cui si dovesse trovare in una determinata situazione di vita. Oggi io posso andare a stabilire che cosa voglio nel caso in cui mi dovessi trovare in questa situazione, ma ci sono casi, ricordiamo il caso di Genfabo, che al momento non è disciplinato, e quindi l'auspicio è che effettivamente si colmi questa lacuna tramite l'organo deputato a farlo, che è il Parlamento, e io personalmente credo che questo governo abbia le più alte professionalità proprio in grado di affrontare anche questo tema. E diciamo che legiferare e comunque non legiferare a livello regionale soprattutto, cioè aver approvato questa pregiudiziale ieri in aula, io lo ritengo un rispetto non solo nei confronti dei cittadini che vogliono intraprendere questa strada, ma un rispetto anche nei confronti delle istituzioni e un rispetto anche nei confronti dei nostri medici che sono già oberati, e lo sappiamo bene, da cause giudiziarie, no? E quindi è il caso che noi facciamo quello che ci compete fare e che non si prenda più in giro il cittadino, ma si dica: questo argomento non è competenza nostra. Quindi non è che non vogliamo entrare nel merito, ma non possiamo entrare nel merito e ci prendiamo invece la responsabilità di dire che non siamo competenti. Quindi non è nemmeno come vogliono dire le opposizioni, un lavarsi le mani del tema, assolutamente no, ma è stato affrontato nella maniera più opportuna possibile e anche più seria, a mio avviso. È vero, e adesso è giusto anche dare una svegliata al Parlamento. Abbiamo parlato di fine vita e parliamo invece della vita che deve proseguire, qualunque cosa accada, anche le sfortune più potenti non ci devono fermare. Abbiamo 3 minuti, ma vogliamo ricordare sul fronte sportivo e sul fronte disabilità la bellissima vittoria dei ragazzi del basket dell'ABC Virtus di Mantova, che giocano in un campionato
particolarissimo, è vero Alessandra? Assolutamente, anzi ringrazio per darmi la possibilità di dire a tutti, di raccontare proprio questa bellissima esperienza, perché nello scorso campionato erano arrivati secondi, mentre quest'anno sono arrivati primi, questi ragazzi della BC Virtus sono arrivati primi e in questo campionato organizzato in Emilia Romagna, dopo spiego anche il motivo dell'Emilia Romagna, di pallacanestro, no? Sono arrivati, dicevo, primi, e perché li abbiamo premiati ovviamente nella sede del Consiglio, insieme alla presenza non solo del Presidente Romani ma anche del Sottosegretario Picchi, per questo risultato straordinario, no, che ovviamente è ancora più straordinario, ha un valore ancora più importante proprio perché nella Virtus non è una mera squadra di basket, ma è un progetto che è diventato un punto di riferimento per tutto il nostro territorio mantovano. Erano presenti la allenatrice Federica Cestari ed era presente anche il presidente della BC Virtus Simone Arro con tanti dei ragazzi. La differenza, che cosa succede? Perché in Regione Lombardia non c'è questo campionato, ma adesso ci attrezziamo. La differenza qual è? Che in Regione Lombardia in questi tipi di campionati partecipano anche ragazzi normodotati, mentre quello dell'Emilia Romagna è tutto dedicato alle persone con disabilità. Per cui una differenza che le dirigenti della BC Virtus hanno ritenuto, a parte ovviamente che Mantova confina con l'Emilia, per cui insomma anche dal punto di vista logistico, no, per noi rispetto magari a chi è di Milano è più semplice partecipare in Emilia Romagna, però comunque hanno ritenuto quel tipo di campionato, no, molto interessante e anche importante proprio per i ragazzi, perché si confrontano tutti, no, allo stesso livello. Certo. E questa cosa è stata proposta anche al sottosegretario Picchi, che ne farà sicuramente tesoro, e penso che anche in Lombardia riusciremo ad organizzare questo campionato. Assolutamente sì, ragazzi, con un grande abbraccio alle famiglie che hanno una persona con disabilità in casa. Ragazzi, da una parte certo problemi, ma dall'altra parte soddisfazioni incredibili, e ne parliamo molto spesso anche su queste frequenze. E l'invito da parte di Sammy Varin a partecipare alle nostre trasmissioni: veniteci a trovare in via Bellerio 41 a Milano, perché siamo una delle poche radio con le porte sempre aperte. E io ringrazio la consigliera regionale della Lega Alessandra Cappellari. Buon lavoro Alessandra, ci si risente presto. Grazie a voi, grazie, buon lavoro a tutti voi. Buon lavoro e buon giornata. ascolto. Grazie ai nostri ascoltatori più attivi che mai, ragazzi. Oh là là. Grazie a chi continua perennemente a scriverci WhatsApp. Non scappate, adesso c'è una pausa musicale di qualche minuto, poi rientriamo insieme. Ho la sorpresa di intervistare, se lo becchiamo, perché quest'oggi sono tutti impegnati, un famoso stilista, lo stilista delle paillette, Tony Buba, ma non vi dico nient'altro. A tra poco e grazie ancora per la partecipazione.